Alle 12 di oggi è scaduto il tempo per la presentazione delle liste dei candidati a sindaco e a consigliere comunale di Agrigento. Ad attendere il loro turno nell'atrio del comune gli esponenti dei partiti che consegneranno la documentazione al segretario generale del comune di Agrigento, dottor Michele Iacono. Sono 7 le liste che appoggiano il sindaco della città Lillo Firetto, comprese le 2 che fanno riferimento all'onorevole Pullara, denominate Noi e Onda, mentre quelle direttamente conducibili a Firetto sono così denominate: Agrigento Rinasce, Buongiorno Agrigento, Andiamo Avanti Agrigento Futura, Agrigento Sostenibile. 2 quelle che appoggiano il candidato a sindaco Daniela Catalano, la lista della Lega e di Fratelli d'Italia. Quelle che appoggiano il dottore Miccichè sono 4, Vox Italia, Cambiamo Rotta, Facciamo Squadra, Uniti per la città. 3 quelle di Marco Zambuto, UDC, Diventerà Bellissima e Forza Italia. Quelle presentate nella giornata di ieri è stata quella del candidato Angela Calvano, denominata 100 Passi, Agrigento in Movimento, mentre il primo giorno è stata presentata quella del candidato Marcella Carnisi con la lista denominata 5 Stelle. Intanto, a detta del segretario dottor Iacono, quest'anno le cose sono andate molto meglio del passato, con più ordine e meno confusione nei corridoi, un lavoro impegnativo, quello svolto dagli uffici comunali di Agrigento. Oggi si presentano le liste già da 2 giorni, oggi c'è la chiusura a mezzogiorno, il Comune ha messo su una macchina amministrativa, ne parliamo con chi la sta seguendo, se ci può fare un consuntivo di quello che è successo in questi 2 giorni. Diciamo che è successo tutto in questi 2 giorni, per la precisione da lunedì. Il tempo per la consegna delle liste partiva venerdì scorso, ma le prime liste sono state presentate da lunedì passato e fino a ieri ne avevamo soltanto 3. Oggi sta arrivando un gran carico di liste, noi ci siamo organizzati nel tentativo di rendere lineare e comunque sereno il momento della consegna, perché serve una certa ludicità e una certa attenzione, ma tutto sommato penso che stiamo reggendo il colpo. Ecco, è complessa la prassi per la presentazione della lista, basta un errore per invalidarla, anche in questo voi farete i controlli, li state facendo, insomma ci illustri un po'. Noi facciamo i controlli, ma in realtà è un controllo preliminare, perché il vero e proprio controllo lo fa la commissione circondariale. Mi pare di capire che la linea principale è quella della sostanza e la circondariale è molto attenta a queste cose, sì la formalità, però anche il senso delle cose. Il passaggio qui comunque è impegnativo, perché tra ricevute, protocollazione, tutto quello che richiede la tracciatura corretta vanno 30-40 minuti a lista, e quindi questo è lungo tempo. Dopo uno sforzo che il Comune ha fatto. Uno sforzo che fa parte del nostro mestiere, speriamo di averlo fatto in maniera da rendere a tutti la vita lavorativa più serena e più utile. Considerando anche il numero delle liste, sono tantissime le liste che saranno presentate oggi, ecco, sotto questo punto di vista rispetto ad altri comuni più piccoli, diciamo che quest'anno forse si è arrivati a un numero di liste, diciamo, superiore agli altri anni. Questo è un dato più storico che altro. Tra quelle che abbiamo già elaborato e quelle che sono di prossima esitazione abbiamo al momento circa 20 liste, 19 liste da dover diseminare. Il dato comparato non glielo posso dare.